Un quarto punto di fragilità nei percorsi di confronto di gruppo, specialmente quando si comincia ad arrivare in vista di qualche decisione, quindi quando se n'è fatta un po' di strada, è legato al fatto che qualcuno può sentire che la direzione che si sta per intraprendere è molto diversa da quella che si sarebbe aspettata all'inizio. Se noi non riusciamo a rimanere tutti coinvolti nell'elaborare le nostre prospettive, se non riusciamo a partecipare alla costruzione anche di quelle soluzioni a cui non avevamo pensato inizialmente, ecco, se non riusciamo a fare tutto questo, il rischio è che sentiamo come di scendere dal treno, sentiamo che la direzione che si sta prendendo non è quella che avevamo in mente e quindi ci sentiamo quasi esclusi, sentiamo che forse non abbiamo più interesse a partecipare a tutto questo. In realtà è normale che le soluzioni che emergono da un lavoro di gruppo non possano coincidere con nessuna delle posizioni di partenza e allora si tratta di capire com'è che riusciamo a rimanere tutti ingaggiati in un percorso che per certi versi è imprevedibile, che sarà un po' la sintesi di quello che tutti hanno proposto dal primo momento fino all'ultimo di questi diversi passaggi di un discernimento comunitario e allora ecco riuscire a sviluppare bene quest'ultimo passaggio in modo tale che su qualsiasi soluzione stia emergendo tutti abbiano modo di partecipare, tutti abbiano modo di dire la loro, ecco questo rimane molto importante. Cercheremo anche in questo caso di spendere qualche parola per dire come è possibile farlo e come è possibile sentirsi protagonisti e partecipi quantomeno anche di quelle soluzioni che inizialmente non erano immediatamente alla nostra attenzione o a cui non avremmo pensato inizialmente.